Una notizia clamorosa ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un nuovo aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime, dirette e piene di retroscena bollenti. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenerti davanti a tutti, con tutto ciò che conta davvero nell'universo azzurro. Prima di immergerci in questo tema che sta agitando la tifoseria, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che arriva ora promette di incidere profondamente sul futuro dell'attacco e della porta del Napoli. Palla da calcio fuoco. Secondo l'edizione odierna del Mattino, il Napoli sta preparando un grande cambiamento strutturale nel reparto offensivo. Un movimento che potrebbe cambiare il panorama del club già a gennaio. Le possibili partenze di Lang e Lucca, sommate all'incertezza su Neres e Marianucci, aprono spazio a una rivoluzione che avrebbe un nome di peso al centro di tutto: Federico Chiesa. Secondo il quotidiano, Giovanni Manna non ha mollato l'attaccante italiano, che continua a non trovare spazio né prospettive di protagonismo al Liverpool. Conte apprezza moltissimo il giocatore e, come sottolinea il giornale campano, Chiesa sarebbe disposto a lavorare con il tecnico, riconoscendolo come figura decisiva per ritrovare la sua versione migliore. Se Lang e Lucca dovessero davvero trovare degli acquirenti, il Napoli potrebbe tornare con forza totale nella trattativa, un'operazione che sarebbe, senza esagerare, il vero colpo del mercato invernale. Ma i cambiamenti non finiscono qui. Il Napoli sta anche per prendere una decisione importante per la porta. Con Alex Meret infortunato e senza una previsione di rientro immediato, Manna ha valutato alternative. Ma secondo il Mattino, la scelta è già fatta. Il club vuole affidarsi a Nikita Contini come riserva diretta di Milinković-Savić, ormai consolidato come titolare assoluto. La fiducia nel serbo è totale, e il club crede che Contini possa essere una soluzione sicura in caso di necessità. Un altro settore che riceverà attenzione è il lato destro della difesa, dove Di Lorenzo ha bisogno di riposo e dove non esiste un sostituto di livello. Spinazzola non è un terzino destro, ma Zocchi è destinato a partire. Ed è per questo che il Napoli ha definito il suo obiettivo numero 1. Indice che punta a destra Brooke Norton-Caffey, del Genoa, valutato circa 15 milioni di euro. Il giocatore è molto apprezzato da Conte, che vede in lui il profilo ideale per dare equilibrio fisico alla rosa e per offrire profondità sia in campionato che in Champions. La sensazione generale è che una semirivoluzione stia per iniziare, e, al contrario di ciò che molti immaginano, non si tratta solo di correggere problemi momentanei, ma di preparare il terreno per un Napoli più rapido, più fisico e più aggressivo offensivamente. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro, approvi l'arrivo di Federico Chiesa? Credi che Norton-Caffey sia il rinforzo giusto per la fascia destra? E cosa pensi di Milinković-Savić come nuovo numero 1? Lascia la tua opinione nei commenti e partecipa a questo dibattito che sta incendiando l'ambiente. E ovviamente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, sostieni il canale con un super thanks. Cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre! Simbolo di alta tensione cuore blu.